siamo qui oggi per impedire l'accesso delle merci, delle armi che da questo porto transitano e vanno verso Israele. Staremo qui ad oltranza in modo da bloccare il più possibile il flusso delle merci, non abbiamo nessuna intenzione di muoverci. E così circa 20.000 manifestanti hanno bloccato il porto di Marghera per oltre 5 ore al grido di Palestina libera. Il momento di massima tensione verso le 14, quando il corteo ha iniziato ad avanzare lentamente e la polizia ha azionato 4 getti d'acqua ad alta pressione con un muro di blindati e scudi che hanno iniziato ad avanzare. Ma l'acqua non è bastata a fermare i manifestanti, mentre volano bottiglie anche di vetro, tubi di patatine, qualche ombrello rotto contro agenti e i mezzi delle forze dell'ordine, al grido di vergogna. Vergogna, 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 vergogna. A quel punto il corteo indietreggia, si ferma qualche metro più in là, mentre un gruppo di persone si siede per terra a bloccare un'ulteriore avanzata degli agenti, che iniziano a portare via qualcuno di peso ma con scarsi risultati. I manifestanti non mollano, si siedono a terra. Noi abbiamo intenzione di fare esattamente quello che stiamo facendo e esattamente quello che abbiamo detto da quando abbiamo accolto l'appello dei portuali di Genova a bloccare i porti. Noi abbiamo detto che avremmo bloccato il porto di Venezia e così stiamo facendo dalle 10 di mattina. Ormai siamo entrati nella quinta ora di blocco ed è quello che stiamo facendo. Con gli idranti non siamo andati via, adesso la gente si è seduta per terra, la voglia di fare questo blocco è proprio percepibile, dopo 5 ore la gente è ancora qua e si è seduta per terra. Mi sono arrivate foto, video di gente che autonomamente si è messa a bloccare delle strade qua intorno, dei camion, quindi adesso viviamo insieme, tutti insieme, ancora con migliaia di persone che sono qua, il proseguo di questa straordinaria giornata in mobilitazione. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una partecipazione simile, nessuno. È oltre ogni proprio previsione, ma nostra, ma anche da parte della guida. Verso le 15:30, forse complice la pioggia battente, i manifestanti hanno iniziato a lasciare il porto, mentre tra via dell'elettricità e via delle macchine i tir erano fermi da ore in attesa di poter passare. La manifestazione, proclamata da Cobas e USB ma spalleggiata anche dai centri sociali al grido di blocchiamo tutto, blocchiamo il porto, era partita alle 10 da piazzale Giovannacci a Marghera. Palestina libera dal fiume fino al mare e non ci fermeremo finché non sarà così. Tra i presenti anche rappresentanti delle istituzioni. C'è una forte coscienza, oltre